Vi avevo lasciato qui e andiamo a scoprire Padova di nuovo, ancora. E sigla. Mi chiamo Tommaso e amo viaggiare. Venite con me. Non so se vi ricordate, vi avevo lasciato proprio qui. Vediamo come dentro la chiesa, dai. Vi ho detto che non ha niente di che, ma giudicate voi. Avevo dato un giudizio un po' troppo affrettato. Qui invece, se non avete visto il video precedente, dove venivano lasciati i pargoli, e così poi i frati o le monache se ne prendevano cura. Nel 1888 però terminò questa pratica. In poche parole mettevano là il piccoletto, la piccoletta, facevano ruotare e così erano praticamente all'interno della chiesa. Alle mie spalle la chiesa di San Gaetano. Gli chiamo Pretesani, vuoi che non vada in chiesa? Andiamo a vedere, dai. Che roba. Oh, sono fortunato, che vi devo dire. Bellissimo. E non ci voglio neanche entrare. Guardate qua. Incredibile. Ragazzi, voi non vi rendete conto della bellezza di questa chiesa, è incredibile. È che non sono riuscito a riprendere proprio tutto, ma c'è anche una cappelletta interna, ma che meraviglia. Ed è aperta, perché ho scoperto che la mattina sono aperte. Bellissimo, bellissimo, veramente fortunato, ragazzi, fortunato. Tra l'altro mi dicevano, i padovani sanno dell'esistenza di questa chiesa, quindi approfittate di me e della mia fortuna. Lo so che detto da uno che gira i propri video con lo smartphone in mano non è il massimo come predica, però ragazzi, quando camminate e guardatevi in giro veramente si scoprono delle cose incredibili. Guarda, ad esempio, così, giusto per camminando mi trovo quel che resta di un leone, ma anche un'altra chiesa, e poi che non la vado a vedere, la chiesa di Sant'Andrea. Il leone era proprio dietro al Piedrocchi, nota caffetteria storica, ma adesso basta chiese, per il momento, credo, e vi porto a fare uno scorso all'Università di Padova.
Non so se rendo l'idea. Non me ne vogliono i padovani, ma io sono laureato a Ca' Foscari. Sì, comunque è un piccolo scorcio perché penso e voglio anche tornare qui, così vi faccio vedere meglio gli interni e così via. Ok? Andiamo avanti. Statua di Arturo Martini. Un piccolo scorcio. Chiesa Santa Maria dei Servi. Siamo a Pasqua e hanno ovviamente bendato il Cristo. Attenzione, guardate che chicchetta. Come dicevo, si alza la testa e si scoprono cose nuove. Vi dirò la verità, non sono di queste parti, abito abbastanza vicino, però io questa cosa non l'ho mai notata. Zumò, dimora di Amedeo di Savoia, duca d'Aosta. Mentre questa invece è dove soggiornò Garibaldi. Chiesa di San Daniele in velocità. Oltre a Garibaldi, questa casa fu anche della famiglia Beolgo, conosciuto come Ruzzante. Autore comico, prima dei Goldoni, e ci tengono a sottolinearlo. Prato della Valle. Considerate tutto quello che avete visto come un piccolo percorso da fare e non ve ne pentirete. Okay. L'unica roba che ho cellulare scarico. Il tutto terminerà con un'ultima chiesa. Per esattezza quella. Basilica di Santa Giustina del XVI secolo. Chiusa. Un buon motivo per seguirmi alla prossima avventura. Ok. Ragazzi, anche questa è andata. Venite con me alla prossima. Ciao!